La storia è che uno diciamo che era povero, aveva fatto un patto con il diavolo, sì, un topo abbastanza, Sì, credo, ricorrente. insomma, passato un anno, sì, che il diavolo gli concedeva insomma di arricchirsi, però passato un anno doveva rendergli l'anima a lui. E allora, insomma, questo qui, sì, non è entrato nei dettagli di come dopo si sia arricchito, però è riuscito a costruirsi, sì, un palazzo, diciamo, una casa, sì, importante e viveva bene. E dopo una notte di un temporale molto forte sente bussare alla porta e si presenta un mendicante, insomma, che chiede sì, ospitalità. Lui lo ospita, sì, lo fa entrare, lo ospita, però dopo a mezzanotte si presenta, cioè sente di nuovo bussare alla porta e sì, questo mendicante gli dice sì, stai tranquillo che mi arrangio io con questo nuovo arrivato. E insomma, sì, l'incipit ripetitivo era Ebrun che te un, per dire che probabilmente ha dato un colpo, sì, un po' onomatopeico, Ebrun che te un, no? E sì, questa persona fuori dice Ebrun che te un, e quello dentro gli dice sopra Dio non c'è nessuno, no? E allora lui gli dice, e brunchete due, o do, non so. E lui gli dice, due le muse di tavola, a Roma de un, e sopra Dio non c'è nessuno. E dopo gli dice, e brunchete tre, la tre, non mi ricordo più cos'è, se non credo le virtù, no? Dopo, insomma, i quattro apostoli che reggevano la città di Dio, non so, vedi, io adesso ho anche Beh, praticamente va avanti così la formula. continuamente, sì, aumentando il numero, tipo 11.000 vergini a Gerusalemme le lampe Ok, portavano, mi la pare, così insomma, processione. sì. E insomma, alla fine quello fuori, che in realtà era il diavolo perché era scaduto l'anno, era venuto a chiedergli sì, in cambio l'anima, gli fa a Martin Martin, a te nessun ti chiata il film. E quell'altro risponde e nessun mai me lo chiaterà perché in realtà era San Martino, Ah, il sì, sì, protettore. il protettore. E Ecco. quindi lui ha questo dialogo col diavolo, sì, e siccome ogni volta gli rispondeva a tono, sì, questo suo incessante bussare, insomma, il diavolo ha dovuto andare via scornato praticamente, Scornato, no? ok. Sì. Ecco, dopo un'altra storia che però anche quella me l'ha raccontata solo mia mamma, Che era di Andreis anche lei era lei. di Andreis, però io quella volta che me l'ha raccontata ovviamente non le ho chiesto da chi l'hai sentita. E lei avendo anche lavorato fuori Andreis, è stata anche un periodo a Roma a fare la domestica, così, onestamente io non so, però è un po' che dopo io ho ritrovato anche una canzone proprio simile a questa fatta da un cantautore di recente che avevo anche contattato ma non mi ha manco risposto. Penso che sia sì, una storia diciamo più del sud Ok. Italia, che praticamente, bon, la solita storia, il re ha due figli, e, o anzi tre forse, si ammala gravemente e per guarire i medici di corte gli hanno detto che hanno bisogno della penna Grifo, probabilmente del grifone, di una penna Grifo. Tutti e tre fratelli partono e si in cerca di questa piuma, però dopo solo il più piccolo la trova. E due fratelli pensano bene di ucciderlo e di sì, impossessarsi della piuma e di riportarla al padre che dopo guarisce. E
lì dove, sì, praticamente dove è stato ucciso, passa un pastore e con una canna, sì, con una canna di palustre, lì, palustre, si fa uno zufolo. Però quando inizia a suonare questo zufolo, sente questo zufolo che una voce che dice: "O pastore che in mano mi tiene, suonami bene, mi hanno ammazzato sul Monte Olivier senza un perché, senza un perciò, solo per la pena dell'uccello grifò." Insomma, questo qua resta stupito, poi gira di in paese, finché arriva lì dove c'è, sì, questo re, e capita a corte, allora sì, fa sentire, sì, questa voce che si sentiva, questa canzone, e dopo, sì, uno dei due fratelli, adesso se fossero tre non mi ricordo, o comunque l'altro fratello che l'aveva ucciso, gli dice: "Provo a suonarlo anch'io", e anche lui gli dice: "Oh, sì, non più pastore ma fratello che in mano mi tieni", sì, così, finché insomma il re capisce, sì, che gli altri hanno ammazzato il fratello, insomma. Dopo c'era quell'altra, alla fine sono riuscita a risalire al vero significato di due donne che devono andare presto in montagna a fare il fieno. E una gli dice: "Beh, sì, vieni tu a chiamarmi, sì, che quando è l'ora", e sta qua allo scoccare della mezzanotte o poco prima di mezzanotte va a svegliarla e partono per andare in montagna. A un certo punto arrivano in un posto, sì, verso Raut, così, e sentono una voce che gli dice: "Tolei la sua e portala via". E un'altra voce rispondeva: "No, Cadiz la cogliabilità", no? E insomma, spaventate da queste voci, sì, che secondo loro erano demoniache, si sono tornate a casa. Ma io dopo dicevo: "Ma sì, è anche un'espressione andreana, guarda che tu sentirà la cogliabilità, no?" E dicevo: "Ma secondo me è l'incipit di una preghiera". E infatti dopo, a forza di fare, cui habitat è il salmo famoso che viene recitato proprio contro il demonio. Sì, è un salmo di, come si può dire? L'esorcismo. Sì, ma anche di protezione. Sì, no? protopaico. E probabilmente dopo, siccome loro recitavano probabilmente da un breviario, da un libro di preghiere, questo salmo, chiaramente i demoni non avevano nessun potere su di loro di prenderle, Certo. no? E ovviamente è un coso che i demoni non vogliono sentire, sì, un salmo religioso che i demoni non vogliono sentire, e quindi dopo nel modo, sì, comune, come dire, ti faccio la paternale, no? Tu fai così, ma dopo tu sentirai con gli abitati, come per dire, sì, ti faccio la paternale, quindi una cosa che a te dà fastidio, no?